Sarà Giuseppe Castelli, 30 anni di Agrigento, laureato in strategie, management e controllo, il nuovo presidente del Leo Club di Agrigento Host per l'anno sociale 2020-2021. Castelli prenderà il posto di Daniele Calandrino, che ha ringraziato tutti per il lavoro svolto nonostante l'anno terribile del Covid-19. Il neo presidente Giuseppe Castelli sarà affiancato da Salvatore Malluzzo, vicepresidente, Gianni Paralisi, segretario, Eliseo Maria Giorgio, tesoriere, Salvatore Fanara, cerimoniere, Claudio Labella, revisore dei conti, Marta Castelli, consigliere, Giulia Labella, consigliere, Alfonso Grassia, censore. Il nuovo presidente ha tracciato le linee guida della sua presidenza: impegno costante verso i più deboli e gli emarginati, acquisto di materiale da donare ai centri di primi soccorso, centralizzazione nel mondo della cultura e su tutto ciò che di innovativo sta interessando la società di oggi, ad iniziare dal settore delle energie rinnovabili attraverso convegni, valorizzazione e l'importanza dei giovani e delle donne nella società, promozione di gemellaggi con gli altri Leo Club italiani al fine di migliorare e dare un contributo alla collettività. Ha salutato altresì l'ingresso dei nuovi soci Roberta Bruccoleri, Roberta Danile, Arianna Bellanca, Sara Malluzzo e Pietro Restivo.